citerò cose che soprattutto i compagni socialisti hanno sentito da me per anni e anni, insomma, quindi mi scuso, ma credo che siano giuste e che occorra ricordarle. Craxi emerge sulla scena politica italiana dopo la sconfitta dei socialisti nel 75-76, tutti se lo ricordano, la grande avanzata comunista e il crollo socialista. In quel momento emerge la figura di Craxi con un programma coraggioso che tutti noi in quel momento seguiamo con grande attenzione. Mi ricordo appena debuttato a Roma, appunto, i dibattiti praticamente quotidiani a mondo operaio con Amato, con Bassanini, con Cohen, con Florence Darkais, la rivista Mondo Operaio, le pubblicazioni intorno ad alcuni elementi. Prima è stato citato Proudhon, Proudhon era l'elemento, diciamo così, popolare, nazional popolare. Erano questioni invece molto serie, erano una linea antistatalista, antiburocratica, anche per quanto riguarda l'organizzazione del partito, una linea di riforme istituzionali e costituzionali coraggiose. Bisogna ricordare la proposta di riforma Amato, che prevedeva l'elezione diretta del capo del governo. Quindi non queste incette 1977-78, la proposta Amato, questioni di sostanza, cioè la Costituzione, come noi dicevamo allora, ricordo un dibattito di presentazione del libro di Horkheimer sulla crisi istituzionale di Weimar proprio con Amato, e alcuni di noi che eravamo iscritti al Partito Comunista eravamo perfettamente d'accordo. Io lo sono ancora, perché Costituzione va bene, ma deve esserci Costituzione con sovrano. Una Costituzione senza sovrano non è una Costituzione, è Weimar. Craxi lancia una sfida di sostanza e alla Democrazia Cristiana e al Partito Comunista. Dopodiché certo deve anche farsi spazio con altri mezzi, ma lancia una sfida di sostanza da discutere, da rivedere, da correggere, ma da accettare. Una sfida che andava accettata in pieno allora. Ci poteva essere la scusa, tra virgolette, di non accettarla allora da parte del Partito Comunista perché si avviava una strategia che Craxi contrastò apertamente e onestamente, quella del compromesso storico. Apertamente e onestamente la contrastò. D'altra parte una strategia che aveva dubbi enormi anche all'interno del PC, no? Perché poi c'è questa immagine adesso del PC come una sorta di corazziata tutta unita, eccetera, che è una cosa ridicola perché ha vissuto all'interno di quel partito. Si discuteva come, ci si rompeva e come, su questioni di sostanza, non per chi faceva l'assessore, su questioni di sostanza. E allora si poteva essere la scusante allora che c'era questa strategia in atto che procedeva, perché era una strategia che poteva anche essere una strategia, era grande politica, non è mica una politica da boh, era la politica del compromesso storico, che da un punto di vista culturale di sostanza Craxi non soltanto che si vedevano soffocati, ma per una questione diversa, diceva questo è il regime. Mi ricordo dibattiti con De Micheli sul compromesso storico, questa è una differenza di sostanza, ma perché questo è un regime. Si mettono insieme, fanno il compromesso storico, due forze che insieme nelle elezioni del 76 facevano oltre il 70%, quasi l'80%, 38 l'uno e 36 l'uno e 35. Era una questione di sostanza e naturalmente il Partito Comunista era lungi dall'aver risolto tutte le questioni, libertà, di democrazia interna, eccetera, eccetera, e giustamente. Ma ci poteva essere cosa? Sta andando avanti una strategia diversa, ma quando il compromesso storico viene fatto fuori, quando dico viene fatto fuori sul serio, perché il compromesso storico viene fatto fuori uccidendo morto. Dopodiché gli anni dicono che il terrorismo non paga in questo paese, ma in che film non paga? Paga. Ha cambiato la storia italiana il terrorismo, guarda te. Non paga, paga e come? Veniva da quella
da quella famiglia nell'armadio di cui parlava Rossana, no? Spero tutti che spingevano un sapere. Bene, allora che scusante c'era? Allora quella sfida socialista, dopo l'assassinio Moro, col compromesso storico finito, denunciata alla fine del compromesso storico da Berlinguer a Genova nel settembre del 78, allora lì che strategia poteva avere il Partito Comunista se non quella di andare a vedere la sfida di Craxi? Andiamo a vedere un confronto all'interno per una strategia di riforme istituzionali, costituzionali, politiche. La scelta è stata l'opposto, l'arroccamento. È stato che è andato via via approfondendosi, aggravandosi fino alla sciagura della segreteria nata, e lì finisce con la caduta del muro, nella incapacità di la sfida, perché certo che era una sfida quella di Craxi, non era veniamo qua compagni, abbracciamoci, che metteva in discussione certi assi portanti della strategia comunista, tra cui, diciamo le cose come stanno, anche quella della difesa sacrale della Costituzione. Ho citato apposta il punto più acuto della contrapposizione, che era quello riguardante appunto la proposta Amato, di arrivare addirittura alla votazione diretta del capo del governo. Questo è il tanto. E questo si è aggravato ancora dopo, quando, cadendo il muro, pur cambiando nome il Partito Comunista, di nuovo, non si è in quegli anni, ma una cosa elementare su cui ho insistito, che per questioni contingenti locali apparentemente c'avevi il Partito Socialista che si disfava sugli colpi di Tangentopoli e il Partito Comunista che, trasformandosi di nome, reggeva. Ma era un'illusione ottica, Gli sconfitti era la storia del Partito Comunista, lo sconfitto storico epocale era quello, a meno di non essere degli incantati di vivere sulla Luna. Hai capito? Non c'entrava nulla, tu dovevi in quel momento immediatamente, tu a quel punto avevi il tratto stava a te a quel punto, a te, agli ex comunisti. Compagni socialisti, è evidente che qui c'è una questione locale che determina questa illusione ottica. Ma noi siamo parte integrante della socialdemocrazia europea, noi tutti, socialisti e comunisti, e passerà la